Sì, nuovi spazi soprattutto adeguati, quindi lavorano meglio gli operatori e lavorano meglio anche le famiglie che si sentono accolte in maniera più dedicata. Era necessario, da tempo stavamo in contatto con i colleghi perché la situazione in Via Montello era una situazione oramai difficile anche da vivere e quindi è stata colta questa opportunità di questi spazi che si liberavano e l'azienda ha deciso di allestire qua. Siamo contenti perché questo rafforza ulteriormente la collaborazione che c'è. Nel territorio il consultorio non viene meno, ci sono già dei progetti anche ospitati all'interno del comune, come abbiamo fatto i corsi preparto al museo, riusciamo oggi ad esempio al progetto giovani ad offrire delle proposte per genitori e ragazzi e adolescenti, quindi la territorialità è garantita dalla progettualità. Qui siamo ad un livello superiore, c'è una presa in carico delle famiglie che avendo anche un'attiguità con il personale dell'ospedale ci consente di essere più efficaci soprattutto nella criticità e oggi questo è un servizio fondamentale.